Buonasera, come stai? Benissimo, benissimo, grazie. Allora, Vanessa Incontrada, siamo contenti. Ah, è lei? È lei? Sì, è Vanessa Incontrada. Tra l'altro vogliamo dirlo che una delle principali differenze tra lei e Bisio è che lei non ha mai studiato recitazione, mentre Bisio ha fatto tutte le scuole possibili, quindi mi conferma che studiare serve a poco? No, nel senso che io Claudio gli voglio, cioè, ha fatto delle scuole, io Dario, no. Ho chiesto un logaritmo, ho fatto una domanda. Lei risponde seriamente. C'era tutto, me lo capisco che non capisco. Durerà 3 ore questa A intervista. casa dicevo, ma non capisce una mazza o fa finta? Cazzo. Prima di proseguire c'è una domanda che devo fare per contratto quando intervisto una persona famosa. La telepatia, le premonizioni, il suo successo, crede che la scienza spiegherà mai questi misteri? Ma era una domanda o...? No, era un'affermazione. Non ho capito, scusami. Vuoi sposarmi? Andiamo avanti. Senta, sto scherzando. Veniamo a noi, Vanessa, veniamo a noi. Stavo facendo così perché volevo tentare di perché non baciarmi. sento bene. Stavo tentando di baciarmi. Senta, bel succhiotto. Allora, veniamo a noi. Vanessa, bravissima Vanessa, simpaticissima Vanessa, spiritosissima Vanessa. Cosa si prova a essere intervistati dal bugiardissimo Vergasso? Lo dica. Bugiardo, lei è un bugiardo. Quello che mi eccito subito. Vai giù. Cominciamo col chiarire che lei nasce spagnola, viene naturalizzata italiana. Quando ha capito che giocando sull'equivoco poteva parlare male tutte e due le lingue? Ecco, quando... Ma parlo così male tutte e due le lingue? No, pensa io mangio le parole, non so neanche cosa dico, però... A volte confondo una parola con l'altra, quindi nella mia testa traduco in quel momento lì, ma è sbagliata. Io non ho neanche capito la domanda. Non ho cosa ha detto, però vediamo. Rimaniamo sul pezzo. Non si è capito quello che ho detto? Restiamo sul pezzo. Molti attori conoscono almeno 3 lingue. Nel suo caso possiamo dire che le 3 lingue sono l'italiano, lo spagnolo e quella di Claudio Bisio? Che tutte le volte non scherza quella di Claudio Bisio. Grande perforatrice. Bene, a proposito, spesso Claudio l'ha limonata a tradimento e le ha passato una gomma da masticare con la lingua. Ma non solo a me, No, voglio, per sfezza, che schifo. Vogliamo rassicurare i nostri spettatori che la gomma era una controfigura? Possiamo dirlo? E soprattutto che nessuna autorazione si è fatta male in questo film, possiamo dirlo? Non l'ho capita questa. Figurati te, ci mettiamo... Scusa, cioè la gomma era una controfigura. Quale gomma? Ah, la gomma della la Dario. cica. Vai avanti, ecco, guarda che è l'intervistata più difficile della tua vita. Lo sai. Sembra di parlare con mia suocera. No, ma io avevo capito. Io siccome per me la gomma è la cicca, perché in Toscana è cicca, io avevo la gomma, capivo la gomma da cancellare, ho detto perché la gomma è nella bocca di un... capito? Dario, vai avanti, vai dritto. Sai quando uno dicono è meglio che ti fermi prima perché più vai a ravanare, più... Lei sta andando avanti. Parliamo di futuro. Cantare, recitare, ballare. Quali di queste cose le piacerebbe imparare a fare nel 2022? Beh, è una domanda un po' complicata. No, la più semplice di tutte, questa è proprio facile. Che dovrei imparare? Bene, Capito? bene. Aggiungi condurre anche. Questa mi piglia per il culo questa qua, Arriva dalla Spagna a rubarci i posti di lavoro, questi ci rompono i coglioni. Vabbè. Facciamo le persone serie, concentriamoci sul lavoro sul set. Secondo lei è più difficile far piangere volendo far ridere che far ridere volendo far piangere o capire cosa gli sto dicendo? Capire cosa mi sta dicendo, ancora non cominci. Ti tiri sulla spallina perché tanto continuerò ad andare avanti. Tanto non ci provo. Vabbè, le faccio un altro mini quiz per cambiare atmosfera intanto, salutiamo tutti. Quale gioco erotico farebbe con me? Attenzione. Dottore paziente, palla prigioniera o aguzza alla vista? L'ha capita? Allora, aguzza la palla non si può. Aguzza la palla non l'ho capita. No, aguzza la palla. Dario, cosa vuoi dire? Io lo so. 6-0, 6-0. Io lo so, Claudio, lo so. Non è una partita a tennis. Aguzza la palla ci vuole un urologo col temperino, ma è difficile da fare. È molto difficile. Prego. Sono contento che un urologo ha capito quello che sto dicendo. Va bene, posso provare a spezzare la tensione con un altro piccolo test? È fantastico. Ci sono 3 porte. Dietro una porta c'è Raul Bova. Dietro un'altra porta c'è Brad Pitt. Dietro la terza ci sono io. Cosa darebbe per sapere quale porta non aprire? Cosa darebbe? Beh, darei...
Ma lo devo per forza cioè, aspetta, è un casino. Io mi sto incastrando da sola. Stai calmo. No. Faccio dell'altro. Non ti nervosire. Aspetta un Faccio secondo. dell'altro, vaffanculo. Ti prego, Dai, è così. Faccio qualcosa. Io ci convivo da 12 anni, è così. Ma ti hanno dato anche l'accompagamento. Non lo fa apposta. Sì. Sono 500 euro al mese, buttali via. Vabbè. È che le sue domande sono un po' ingarbugliate. E non le capisco tanto. Dimmela a me, cazzo, manco le scrivo io. Figurati un po', ma non le leggo. Senta, lei ha dichiarato, ormai basta un niente, ma sta tanto così per diventare personaggio. Ecco, a lei cos'è mancato? Ma io ho mai detto una roba del genere. Io non l'ho dichiarato io questa cosa? No, questa è. Lei ha detto, l'ha dichiarato lei, ha dichiarato che io... E lei non l'ha mai dichiarato? Io ho dichiarato. Fai le domande te, No. rispondo io, cazzo, rispondo io. Faccio io. Che fatica, ragazzi. Che caldo che fa. Lo dico C'ho anche io la che fa canotta della caldo. salute, quella blu, là nei cottoni. Lo sai che mia mamma mi diceva quando fai il bagno, prima di fare il bagno ti viene la congestione, devi aspettare 3... Ah, devi aspettare 2 ore quando mangi. 3 giorni, mia mamma diceva, 3 giorni. Senta, andiamo a chiudere perché qua, così si dice, perché il tempo vola quando ci si diverte, ma in situazioni come queste non passa mai il tempo. Per la sua miopia a volte fatica a riconoscere le persone che ha davanti. Mi tolga una curiosità. Che effetto gli ha fatto essere intervistata da Brad Pitt? Grazie, arrivederci tutti. Vabbè, ma guarda,